Buonasera, ben trovati a Focus TG. Dopo l'acqua granda è il momento, mentre domani si prevede ancora acqua alta piuttosto sostenuta, è il momento dei giri della politica, a cominciare dal Presidente del Consiglio. È ovvio che devono passare i vari politici di ogni provenienza per raccontare e per far vedere la presenza in città, ma naturalmente siamo sempre al limite, in parte è utile, in parte naturalmente è una passerella. Prima il vertice in prefettura, poi il sopralluogo nelle zone più colpite dall'acqua granda, la seconda più alta della storia. È iniziata presto la giornata veneziana del premier Giuseppe Conte, che ha assicurato l'impegno del governo per risanare le ferite di una città che il sole non riesce a coprire. Già oggi la firma dello stato d'emergenza. Il giorno dei inizi di oggi adotteremo il decreto che dichiara lo stato d'emergenza, ci è stato richiesto dal Presidente della Regione, e poi questo ci consentirà ovviamente di varare già le prime dotazioni finanziarie per quanto riguarda le spese di primo soccorso, le spese volte a ripristinare la funzionalità dei servizi. Subito i primi ristori, 5.000 euro a ciascun privato e 20.000 per le imprese. Questi soldi potranno arrivare subito e ovviamente saranno per ristorare i danni. Annunciata poi la convocazione del comitatone per Mose e grandi navi il 26 novembre. A breve la nomina del supercommissario per il Mose, che, ha detto il ministro alle infrastrutture Paola De Micheli, sarà Elisabetta Spitz, ex direttore dell'Agenzia del Demanio. Commissario infine il sindaco Brugnaro. In prefettura e poi a Pellestrina anche il governatore Zaia. Abbiamo parlato delle modalità, abbiamo parlato della possibilità e ho anche chiesto che siano dati pieni poteri al sindaco su questo fronte. Spero che venga accolto anche questo, limitatamente alla città di Venezia. Dopodiché ovviamente saranno tutte le intese con la regione. Mose, la partita del Mose è fondamentale risolvere, vedere Mose in funzione. Ricordo che questo è un cantiere dello Stato e non della regione del Veneto. C'è ancora qualche lazzarone in giro che pensa che sia un cantiere della regione. E andiamo all'avamposto del disastro. L'avamposto del disastro è Pellestrina. Un giorno di tregua dopo la grande paura. A Pellestrina splende il sole, ma ovunque si guardi sono evidenti i segni dell'acqua alta che ha invaso case e negozi. L'acqua, come potete ben vedere, ha scavalcato il muretto, distruggendolo addirittura. Le pompe non hanno funzionato, è stata appunto una tragedia. Oggi è il giorno della conta dei danni. I cittadini cercano di recuperare quel poco che si è salvato. Adesso abbiamo tutto fuori là, buttato. Quindi l'acqua è rimasta fino a ieri sera? Fino a ieri sera. Vede anche qua. Si vede ancora il segno dell'acqua. Qua, salottino, tutto. In fondo, va in alto. Fino a ieri l'acqua era? Sì, posso vedere. Sì, ieri alle 11. Ieri sera, è andata via ieri sera. È là dentro le credenze. Abbiamo perso tutto. Ora è fondamentale intervenire per evitare che si ripetano situazioni simili nei prossimi giorni, quando è atteso un ulteriore peggioramento. Adesso però è arrivato il momento di fare in modo di far funzionare tutto, sia la parte idraulica, queste pompe devono funzionare, perché è inammissibile che per 20 ore le persone devono stare sotto acqua per 20 ore addirittura. Questo non deve più succedere. È essenziale riparare quanto prima il muretto di protezione, perché già domani e domenica potrebbe essere necessario che il muretto di protezione sia di nuovo agibile. Se così non sarà, è importante che i mezzi di soccorso, i pompieri con le loro pompe idrovore stiano fermi in isola per qualche giorno. Questa è la vita di tutti i giorni, abbiamo visto spesso Venezia, questa è Pellestrina, la vita di tutti i giorni da affrontare, perché l'emergenza non è finita qui, l'acqua alta non chiede permesso e non attende che le autorità non facciano le cose, non dico facciano, non facciano le cose. Questo è la vita di tutti i giorni, poi abbiamo anche quelle eccellenze per cui Venezia è nota in tutto il mondo. Andiamo a vedere i danni alla Fondazione Querini Stampaglia. Siamo sul centinaio di mila euro assolutamente, e stanno emergendo piccole cose. Gli ascensori sono stati completamente sommersi e non li ho ancora ripristinati. La violenza dell'ultima acqua alta non ha risparmiato neppure parte di libri, attrezzature e arredamenti della Querini Stampaglia, la storica fondazione veneziana nata nel 1869 col compito di promuovere il culto dei buoni studi e delle utili discipline.
Di fronte all'eccezionalità di 187 centimetri, poco hanno potuto i sistemi di difesa messi a punto nel corso degli anni. Tutto il piano terra è stato completamente allagato, pur essendo stato restaurato negli ultimi 30-40 anni e portato ad un'altezza di 1,60 sulla quota di medio mare. Ma è esattamente il canale che ci perimetra, che è entrato completamente all'interno, con onde addirittura. Quanti libri sono stati danneggiati e ci sono anche libri di valore? Allora, sono per la maggior parte libri di letteratura moderna, contemporanea. Diciamo che in sede sono circa 200 metri lineari, con una piccola parte di fine 800 e inizio 900, che sta già però partendo per il recupero. La destinazione è una ditta specializzata di Bologna. Il recupero in questi casi prevede che i libri siano prima congelati per bloccare i danni dell'acqua e poi asciugati con tecniche speciali pagina a pagina. Colpita come tutta la città, la Querini Stampalia si sta rialzando come il resto di Venezia anche grazie ai volontari, come i ragazzi del liceo Foscarini, impegnati in alcuni piccoli ma preziosissimi interventi. Rimane però il fatto che anche qui l'acqua alta del 12 novembre ha lasciato un segno profondo. Devo dire, da moltissimi anni stiamo lavorando a un riequilibrio difficilissimo del bilancio con quotidiane economie, tagli, risparmi, e devo dire che queste spese improvvise, che sono ingenti, sì, è come se ci rendessero vani tutti gli sforzi che stiamo facendo. L'acqua grande, di nuovo, i 187 centimetri, è l'editoriale del direttore Luigi Baccialli. E ora, ovviamente, come era prevedibile, tutti al capezzale dalla grande malata. Venezia ferita da questo tremendo fortunale, da questa ondata di maltempo senza precedenti. Sono tutti lì che piangono, versano lacrime amare, dimentichi di quello che non è stato fatto finora. Nessuno ha delle responsabilità, c'è uno scaricabarile imbarazzante e sono tutti lì che fanno la solita passerella. Il Presidente del Consiglio Conte, la Ministra De Micheli in questo caso, poi leader politici, ne sono arrivati oggi, ne arriveranno nei prossimi giorni, ed è la solita situazione piuttosto grottesca della politica, delle istituzioni nazionali e locali, che dopo anni di mobilismo e dopo una catastrofe annunciata, un'apocalisse che era prevedibile, fanno finta di nulla. Come potrà salvarsi Venezia? Per fortuna Giuseppe Conte ha detto l'unica cosa giusta e saggia, che è quella di finire questo benedetto Mose, che era stato progettato nel 1988, i cui lavori sono iniziati nel 2001 e sono passati tutti questi anni col tira e molla, i comitatoni, ce ne sarà uno tra l'altro nei prossimi giorni, perché qua si va avanti di tavolo in tavolo, no? Si prendono grandi decisioni, si fanno grandi strategie e poi di concreto si fa poco o nulla. Tutti piangono, tutti si disperano, dimentichi poi del dolore dei cittadini, che sono quelli più colpiti. Si parla della Fenice allagata, della Basilica di San Marco, che ovviamente potrebbe subire, ha già subito gravi danni, e la gente, i commercianti, i negozianti dei piani terreni. Sindaco Brugnaro, non c'è bisogno di documentare i danni. Quando si va sotto 1,89 m d'acqua, o 1,87 m, quello che è stato, e quello che fu nel 1966, c'è poco da documentare. Si va sotto completamente, e si va sotto, vorrei ricordare, anche a 1,40 m, anche a 1,50 m, e se non è l'80% della città, è il 50, il 60%, e sono tutti poveri cristi che lavorano e che ancora una volta si ritrovano in ammollo. Il sindaco Cacciari diceva anni fa, altro che Mose, bastano gli stivali. Sì, adesso ci vuole la muta da sub o lo scafandro da subacqueo, perché non ci sono alternative al Mose. Almeno ne avessero proposta qualcuna, l'hanno proposta, ma evidentemente non era valida. Se anche questa non è la soluzione ideale, 95% dei lavori conclusi, finitela, terminatela e vediamo se questo benedetto Mose funziona. Ma qui, come al solito, il sistema è sempre questo: si fanno le promesse, si prendono degli impegni
solenni, poi cambia il governo, arriva il Presidente del Consiglio successivo, ne sono già passati 5 o 6, con il Ministro delle Infrastrutture, era Toninelli, figuratevi, adesso era De Micheli, poi cade il governo e si ripresenta un altro Presidente del Consiglio. È lo stesso sistema con cui stanno affossando, anzi sarebbe meglio usare un altro termine, affondando l'autonomia. No? Si rinvia tutto di anno in anno, di mese in mese, sperando che tutto poi si areni. Venezia deve reagire, deve protestare, deve responsabilizzare chi l'ha ridotta in questo stato e non assolvere invece qualcuno. Ci si aspetta da Venezia una reazione forte e un sostegno forte a chi si spera, non è mai troppo tardi, questa volta cercherà veramente di trovare una soluzione definitiva e radicale. Questo il commento del direttore sulla situazione di Venezia, diciamo a 24 ore, ma con ancora l'emergenza assolutamente in corso. Tant'è che dopo la pausa noi continuiamo a parlare dei problemi dell'acqua, ma anche dei problemi delle frane, perché una frana ha costretto l'evacuazione di una decina di famiglie, questo in Val Brenta, tra poco. Allora, abbiamo visto Venezia, abbiamo visto un'isola della laguna, quella più colpita, Pellestrina, esempio delle tante zone, tutta la laguna è stata colpita, anche dalla parte di terraferma, tant'è che ha colpito anche per esempio la Canottieri Mestre. Il maltempo di martedì sera ha colpito anche la Canottieri di Mestre, non tanto per l'acqua alta come invece è accaduto lo scorso anno con la tempesta Vaia, quanto per il fortissimo vento. I danni maggiori li ha subiti il pallone del tennis. Guardate, questi pali di ferro sono stati completamente divelti. Quest'anno fortunatamente, forse perché li abbiamo anche rinforzati, i pontili hanno tenuto. Invece purtroppo quello che c'è stato, l'acqua è arrivata fino a dentro gli spogliatoi della nostra palazzina, però salvo qualche barca che è stata rovesciata, ma niente di particolare, il danno grosso è stato del vento. Un disastro, era sui 53-55 nodi, abbiamo visto quindi oltre i 100 km all'ora. È durato fortunatamente poco, perché io lo tenevo controllato con un'app che c'è qua con la stazione meteo, però è stato veramente devastante. Abbiamo 3 palloni, di cui uno singolo che fortunatamente è il più recente, non ha subito danni, mentre ha subito grossi danni il secondo capannone che copre 2 campi. La prima botta l'ha avuta praticamente quando il pallone ha ricevuto l'impatto del vento, praticamente è andato giù. Andando giù si sono spaccate diverse lampade. Praticamente si è squarciata, come dice, si è squarciato il pallone all'altezza della, questa è una porta di emergenza, anche lì, vedi sotto lì. Ma il danno poi che praticamente è quello che dà l'idea di quanto forte era sto vento. Tutta la struttura, vedi, la struttura è collegata al pallone con dei tubi di ferro, li ha divelti completamente, non ci sono più. A quanto ci vorrà più o meno per farlo tornare, per rimetterlo in sesto? Per rimetterlo in sesto noi pensiamo che nel giro di una settimana riusciamo a tornare alla normalità. Ma il maltempo sta colpendo ovunque, tant'è che una decina di famiglie è stata evacuata in Val Brenta per una frana. Ci sono paretti di quasi 1000 metri, qui sopra c'è Enego e qui siamo in località Mattana di Collicello, una frazione del neonato comune di Val Brenta. Qui la montagna viene giù sempre, continuamente, ma questa notte è successo qualcosa di veramente impressionante. Un boato poco prima delle 9 di sera, quando tutti stanno ancora cenando o sono davanti alla TV. Un rumore assordante che risuona su fino a Cismon e corre sul Brenta fino a Valstagna.
La montagna crolla, la gente corre in strada e la notizia arriva subito alle autorità. Poi scatta l'evacuazione di tutte le famiglie della frazione. In molti vengono ospitati da parenti e per gli altri il comune reperisce alloggi in valle. Capire cosa sia successo è però impossibile con il buio. Bisogna aspettare che sia giorno. Poi scatta il sopralluogo in elicottero da parte dei vigili del fuoco. Abbiamo fatto un sopralluogo in 2 fasi per verificare l'entità effettiva della situazione franosa. Da quanto rilevato non sembra vi siano i presupposti per continuare a evitare l'accesso alle abitazioni sottostante nella località Mattana, qui Colicello. Nei prossimi giorni abbiamo disposto tramite il signor Sindaco un sopralluogo da parte di uno o più geologhi per verificare lo stato della situazione. Identificare l'area del distacco degli enormi massi che sono piombati sul bosco che sorge a 2 passi dalle case non sarà semplice e ci vorranno alcuni giorni. Una volta confermato che non c'è più pericolo, almeno nell'immediato, le famiglie sono rientrate in casa, ma lo stato della parete preoccupa l'amministrazione. Sindaco, comune nuovo, problemi vecchi? Sì, problemi assolutamente vecchi, sono problemi che sono noti e che sono difficili da risolvere perché qualcosa è stato fatto negli anni dal punto di vista della riduzione del rischio idrogeologico, ma sappiamo anche che ci sono stati dei cambiamenti climatici importanti e quindi che hanno determinato delle condizioni meteorologiche con violenti nubifragi che spesso creano pressione sulla montagna e quindi la caduta dei massi sta aumentando. Ci fermiamo per una breve pausa, poi vediamo se possiamo dare qualche notizia di aggiornamento sul maltempo.